Ma ritengo che, a parte che l'Aspra è una grandissima squadra e le misure le abbiamo prese dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Abbiamo avuto le nostre occasioni in queste partite, o le metti dentro o poi le paghi. Poi il rigore purtroppo non lo voglio commentare perché ritengo che sia scandaloso, basta vedere le immagini e quella è la prova di tutto. Tanto ci sono giocatori importanti fuori e tutto questo complica la situazione. Sappiamo che abbiamo davanti un lavoro da fare e sicuramente non risolvi le problematiche dall'oggi al domani. Sono incavolato perché non mi è piaciuto l'atteggiamento arbitrale dal primo momento, basta vedere le nostre ammonizioni e gli stessi falli all'altro lato sono stati giudicati in maniera diversa. Poi sul calcio di rigore penso che sia sotto gli occhi di tutti e poi 3 interventi miracolosi del portiere, purtroppo è andata così. No, no, vabbè, ma i ragazzi hanno dato il 100%, oggi c'è da correggere le cose che non sono andate bene e c'è da portare a casa quelle che abbiamo fatto bene. Sicuramente bacchetta magica non ce n'è, il lavoro ci può portare i frutti e pensare partita dopo partita. Bisogna dare partita dopo partita e iniziare a fare i punti perché in questo momento siamo relegati là sotto. Campionato difficile, credo che ogni partita avrà una storia a sé. A dicembre si tireranno le prime somme.